Radio Onde Corte, rieccoci al nostro consueto appuntamento della rubrica Bande musicali in Sardegna. Oggi parleremo della banda di Ales. L'associazione musicale alerese è stata istituita da Ales nel 1985, dapprima come scuola di orientamento musicale, poi dal 1987 anche come banda musicale. Nel tempo si è ritagliata un importante spazio nel panorama bandistico italiano. Infatti, sin dai primi anni 90, la banda frequenta regolarmente palcoscenici prestigiosi e concorsi bandistici nazionali e internazionali, conseguendo numerosi premi e riconoscimenti. Il primo premio assoluto è il premio speciale della giuria assegnatole per la migliore esecuzione, che si è tenuta alla città di Cascina a Pisa. Nel dicembre 2003 conquista un prestigioso primo premio nella prima categoria al Sinai International Windy Band Contest, concorso internazionale tenutosi a Sinai, Cagliari. Il successo più prestigioso però lo coglie nell'aprile del 2011. Primo premio in seconda categoria al concorso bandistico internazionale Flicorno d'Oro di Riva del Garda a Trento. L'altra attività da sottolineare è quella concertistica, concerti tenuti in tutta l'isola, sia in continente, tra i quali quello tenutosi nel Teatro del Popolo di Castelfiorentino, inserito nel cartellone della stagione concertistica del teatro stesso. Nel 2010 incide per la casa editrice Scomegna i 3 brani Acclamazio, commissariato dall'AMA al maestro Lorenzo Pugeddu. Arriva la banda di Antonio Pedone e Marcia Cavour di Lorenzo Pugeddu. Adesso presentiamo il primo presidente e fondatore della banda di Ales, Giampiero Zaro. Giampiero, molti dei ragazzi che hanno fatto parte della banda negli anni 90 sono ancora dei musicisti della banda, e se no, quali rapporti ci sono ancora? Bellissimi, come rapporti bellissimi, perché c'è ancora qualcuno che insegna ai ragazzi, Patrizia, Filippo, Marco e altri, adesso non mi vengono tutti, però ce ne sono parecchi, della prima banda. Come ti è venuto in mente di costituire una banda in un piccolo paese? Allora, io ero 29 anni in Piemonte, facevo parte di un'associazione musicale e allora sono voluto rientrare al mio paese, ad Alese, con tutta la famiglia, con i 2 ragazzi. Avevo già i ragazzi adolescenti, perché lì più che altro me ne sono andato perché c'era molta droga. Allora ritorniamo al nostro paese. E allora ho detto, perché non far nascere una scuola di musica ad Alese come c'era a Rivarolo Canavese? E così ho fatto, ho contattato Monsignor Orru e lui, la prima parola che mi ha detto: ma lei è matto, un'impresa così non è facile. Comunque, se lei se la sente, i locali glieli do a disposizione io. Immagino che diversi giovani che hanno iniziato a studiare musica nella scuola della banda abbiano proseguito gli studi in conservatorio. Ci puoi raccontare come è andata a finire? Continuano a suonare in banda? Non tutti, perché chi ha continuato a studiare musica continua anche a suonare in banda, perché ho visto, o se no vengono per le occasioni dei concerti. Tanti altri, sia per l'università sia per lavoro, per altri si sono allontanati, ma non per forza maggiore, ecco. Ci puoi accennare qualcosa sulla funzione che ha la scuola di musica in un paese e nello specifico quale ruolo ha la vostra scuola nel circondario di Ales? Guardi, gli spiego che perché appena che è partita era un successo, non essendoci altro, quindi noi ci siamo allargati anche ai paesi limitrofi, di cui Baressa ci mandava 12 ragazzi, Morgongiori 8, Usellus, tutti i paesi vicini ci mandavano dei ragazzi, siamo arrivati a averne 170.
Va bene, ci hai presentato la tua esperienza di primo presidente. Adesso un fatto che ti ricordi che può interessare, che ci possa interessare, può interessare gli ascoltatori. Qual è il fatto fondamentale che puoi descrivere sia determinante per la nascita della banda? Il fatto determinante era questo, perché non essendoci niente in zona di cose simili, ha levato sia dalla strada sia tanti ragazzi che li ha accumulati tutti insieme a studiare musica, che quella è un'educazione musicale, si dice. Grazie per l'intervista.